conclusione. Come materiale serviranno una bacinella di plastica, un sacchettino chiudibile preferibilmente velocemente, dell'acqua, una paletta e del ghiaccio secco. Allora, versiamo un po' di ghiaccio secco all'interno del sacchetto. Si versa acqua. Tutta? No, dai! Perché? Ti prego. Sì, che bello. Rifallo! Che il sacchetto esplode, questo è perché il ghiaccio secco a contatto con l'acqua sublima e si dilata, e siccome il sacchetto è troppo piccolo e non gli basta, si diventa tanto il vapore e Quali sono le tue conclusioni? allora, Che cosa è avvenuto? Che il sacchetto è esploso, questo perché c'è un cambio di stato. Il ghiaccio secco da solido diventa aeriforme. Infatti, se può vedere, qua c'è ancora il ghiaccio secco che se io richiudo il sacchetto potrebbe farne anche un altro. Se non si è bucato, ne potrebbe anche perché È fatto leggerino, prima era di più. Perché siccome i sacchetti che sono tanto abbiamo preso una roba. Bene, come si chiama questo passaggio di stato che è avvenuto? Sublimazione. E cioè c'è stato il passaggio di stato da Solido a uniforme. il passaggio contrario, da areiforme a solido, come si chiama? Che in queste mattinate che c'è un po' più freddo si vede anche. Si vede sui Sì, la Brina? Il brinamento, quello è il passaggio contrario. Senti, se invece l'acqua passasse dallo stato liquido allo stato solido, si parlerebbe di liquido solido, si parlerebbe di solidificazione, d'accordo? Va bene. Allora, avete domande da fare? Dica, signorina Anna. Ma l'acqua nel ghiaccio, quello là Il ghiaccio secco. L'acqua rimaneva acqua. cioè, ma si metteva dentro la ghiaccio Sì, secco. allora. Qua si vede ancora un po' d'acqua, questo è il ghiaccio secco, sta diventando il ghiaccio normale. Un ghiaccio normale. Beh, normale, vedete che si vede uscire. Sì. Ma quel ghiaccio lo posso mangiare? Anch'io. No, non è ghiaccio d'acqua. No. Non è ghiaccio d'acqua, mettiamo così. Sopra. Wow. Non esplode. Che bello. No, perché quello sopra. Non è Wow. È veramente. E come hai mantenuto questo ghiaccio secco a casa? Dove lo hai messo? perché mio papà ieri sera ha preso un chilo e mezzo ed è arrivato quello che ha messo. Quindi ho avuto tanta paura che non ce ne fosse più. Che non ce ne fosse più, ok? Quindi vedete, E anche ho bisogno della tanta città perché il bordo non c'è secco si ghiaccia.
e l'acqua si riscalda. Se agita, si cambia e quindi si evapora sublima. Siccome le sacchette non ci stavano molto agitate, metterlo dentro. Va bene, allora abbiamo sentito una bella esplosione e siamo rimasti sembrava un soddisfatti. D'accordo, sì, proprio fatto il colpo secco. Cari voi, e adesso Qua c'è questo. ancora fumo, se volete. Sì, ma non voglio che nessuno venga vicino perché poi c'è quello che ci mette le mani e non bisogna. No, perché se Allora. metti le mani dentro, dopo ti trovi Perché la temperatura è molto è bassa. meno 80. E quindi una temperatura molto bassa fa lo stesso effetto di una temperatura molto alta, cioè rovina la pelle. Vedete che anch'io mi sono messa i guanti, anche Gaia aveva i guanti per precauzione, perché in un laboratorio bisogna avere le giuste protezioni quando si maneggiano certi materiali. Ecco, allora io direi che puoi mettere via queste cose, questo lo veniamo a prendere più tardi. Basta mettere Lo mettiamo nel lavandino. si dovrebbe sciogliere.